Michele, un convegno che ha messo in campo una pluralità di voci, tra queste ovviamente quelle dei genitori che sembrano essere spettatori, in realtà non lo sono, sono attori, anzi spesso vorrebbero esserlo, ma a volte faticano a poter fare una scelta, per esempio. Beh, diciamo appunto che possiamo definirci principali attori, perché è evidente che senza una scelta di campo nel momento in cui decidiamo di portare i nostri figli nelle scuole cattoliche, è evidente che a quel punto noi diventiamo protagonisti perché cerchiamo per i nostri figli una scuola con un aspetto educativo che abbia un taglio appunto collegato al cattolico, ecco. E di conseguenza siamo protagonisti ancora di più adesso perché qui ci viene a mancare un'effettiva libertà di scelta, perché mentre per le scuole materne, che sicuramente sentono maggiormente il problema, il genitore è tra virgolette obbligato a fare una scelta di scuola cattolica e quindi non lo fa solo e esclusivamente per valori, ma perché di fatto i comuni non garantiscono la presenza delle scuole materne sul territorio. Quando si va avanti, e quindi parliamo di scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, noi genitori ci troviamo veramente di fronte a una scelta difficile perché da buoni ed onesti cittadini paghiamo regolarmente le tasse, nelle tasse c'è la quota parte per la garanzia dell'istruzione, ma nel momento in cui scegliamo le scuole paritarie, e sottolineo paritarie perché dobbiamo finirla con l'identificazione di scuola privata, scegliamo la scuola paritaria, ci troviamo di fronte a pagare delle rette esorbitanti perché giustamente i gestori per far quadrare i bilanci chiedono degli importi che non tutte le famiglie purtroppo, ahimè, non possono sostenere, insomma. Vi sentite un po' abbandonati in questo senso, cioè vorreste ovviamente poter scegliere anzitutto e soprattutto ecco, riportare l'equilibrio tra statale e paritaria che ancora oggi, l'abbiamo abbondantemente sentito anche in questo convegno, in questa puntata, non è scontato come concetto. Assolutamente sì, è logico che ci sentiamo abbandonati perché questo grido di dolore che fanno i gestori, che fanno gli imprenditori che gestiscono queste scuole, lo facciamo anche noi genitori e oltretutto perché noi desideriamo comunque, oltre che a sfatare il simbolo appunto tra differenza fra statale e privato, paritario o non paritario, noi desideriamo che la scuola sia di alta qualità, tutta, sia quella statale che quella paritaria. E un'altra cosa che vorremmo sfatare, oggi il mondo della scuola sta attraversando sicuramente un momento difficile anche economico, dettato dalla situazione difficile economica che c'è in Italia e nel mondo intero. Vorremmo sfatare anche un altro modo, luogo comune di parlare, ovvero che lo Stato dando soldi alle scuole paritarie li detrae dalla quota che dovrebbe dare alle scuole statali. Questo è assolutamente non vero, e non solo, lo Stato con il contributo che dà alle scuole statali, alle scuole paritarie, chiedo scusa, riesce a risparmiare moltissimi soldi nel momento in cui avrebbe dovuto gestire lui tutti gli alunni che frequentano le scuole paritarie, dalle scuole materne abbiamo detto, ma principalmente scuole elementari, scuole medie e scuole superiori.